Grazie al coro Soscanarios, maestro Nuvoli venga al centro. Io sono stato tra l'altro a Nuoro l'altra sera, ho visitato la vostra sede, ho visto le prove del canto. Ambra, dobbiamo riandarci al più presto insieme perché c'è un'atmosfera bellissima. Ci si accompagna sempre con un bel bicchiere di vino e si canta fino a tardi. E ho capito perché hanno il piacere poi di proporsi con queste belle poesie. Però, siccome abbiamo un attimo di tempo, abbiamo sempre parlato con lei, però io vorrei sapere cosa ne pensano i componenti del loro maestro. Vediamo se saranno sinceri. Adesso ne scegliamo uno a caso. Ecco, questo ragazzo qui che si nasconde. Com'è il maestro Nuvoli? È bravissimo, un maestro splendido, insomma, in tutti i sensi. Ma è severo? Perché io prima l'ho visto che un po' vi bacchettava. No, assolutamente, non è assolutamente severo. Perché lui ha questa veste, l'avete visto, un pochino seria, sempre molto preciso, viene da noi in camerino, allora noi dobbiamo fare così, così e così, però poi con la signora Desolina ha tirato fuori una veste ironica che non ci aspettavamo, è così? Certo, ci vuole anche un tono scherzoso. Ah, ecco, quindi lei ha, diciamo, l'immagine un pochino seria, però poi riesce... Certamente perché avete offeso uno mio coetaneo, siamo del 39. Non gli avete detto Barbara Streisand, avete detto Barbara by Streisand. Mi pare. Ha capito? È vero, è vero, è vero. Streisand. Diavolo che t'ha fatto. Ma lei è del 39, signora Desolina? Sì, sono del 39. L'età non si dice? Età. Pensavo fosse più vecchia, non se li porta molto bene. Io me li porto a piedi, lei se li porta in macchina. Sì, li porto in macchina. Ma io vedo posso... che il pubblico vorrebbe applaudire ma ha paura di perdersi qualche battuta. Potete farlo, perché insomma siamo qua per questo. Abbiamo ancora qualche secondo, ma visto come il maestro Nuvoli ama anche caratterizzare un po' le esibizioni, creare delle coreografie a supporto del canto. È vero. Lui fa anche delle canzoni molto allegre. Oggi però si vede che c'è qualcosa che non... è un po' Si triste. sente d'animo. Aveva l'animo triste, secondo È un po' lei. triste. Forse perché l'ha vista... Lei vede tutti questi ragazzi che sono dietro di lui. Quando passo vestito così mi dicono: oh buona, e dove stai andando? Questi loro? Sì, questi qua. Ma secondo me si sta sbagliando. No, mi dicono bella gnocca. Lei, il nuorese non lo dice. Il nuorese cosa non lo dice? Guarda, lei non ci crede. Signor Nuvoli prima sa cosa ha detto? Cosa? Ha detto, tu gli hai detto, la facciamo cantare la signora Desolina. E lui ha risposto, ok. Ah, ok. È in inglese, Se lo americano. sente Gianni Medda non vuole che si dica ok, mai in nessuna occasione. Beh, non si può dire. Si Vabbè. dice, "Oh, vabbè, facciamo finta che non è tutto questo importante. Ci ritroviamo tra poco per chiudere la trasmissione, però con il coro Soscanarios e il gruppo Soscanarios dobbiamo salutarci e soprattutto ringraziarvi di essere stati con noi. Grazie di cuore a tutti quanti. A tra poco.